Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Burda, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, prima edizione di infofriulitv.net, linea diretta. Tra qualche istante avremo anche l'ospite Diego Bernardis, consigliere regionale della Lega in Friuli Venezia Giulia. Parleremo principalmente con lui del Collio o Burda o Quay per friulano, ma tra qualche istante, prima però abbiamo due notizie di cronaca dell'ultima ora giunta in redazione. La prima riguarda un incidente stradale accaduto intorno alle 5:45 di questa mattina nei pressi di Basigliano, a pochi metri dal sottopasso della linea ferroviaria Udine-Mestre. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Nord e della stazione di Codroipo, una vettura e un furgone si sono scontrate frontalmente tra loro. Sul posto è giunta un'ambulanza da Udine e i vigili del fuoco del comando provinciale di via Poppone. Nell'impatto è rimasta ferita in maniera seria l'uomo che era al volante della vettura, trasportato in ospedale con l'ambulanza inviata sul posto. Contuso ma non grave il conducente invece del furgone, che è andato a schiantarsi contro il parapetto che delimita il marciapiede della sede stradale. Chiaramente disagio la circolazione, il tutto è tornato regolare poco prima delle 7 di questa mattina. Cambiamo argomento, ci trasferiamo a Tarvisio perché ci sono stati dei rintracci nelle ultime ore per quanto riguarda migranti in arrivo in Friuli Venezia Giulia. Per la precisione, ieri sera nei pressi dell'ex stazione di Tarvisio Centrale, 2 persone minorenni in buone condizioni sono stati identificati e dopodiché sono stati condotti in una cooperativa Onlus alle porte di Udine, dove saranno accuditi. Questa mattina invece verso le 5 nei pressi della Cavarzerani i carabinieri hanno rintracciato altri 2 migranti, un maggiorenne e un minorenne, sono stati fatti entrare all'interno della struttura e posti poi per quanto riguarda l'avvio della quarantena fiduciaria con i controlli sanitari. Infine nel pomeriggio di ieri, sempre nel capoluogo friulano, 4 nepalesi regolari sprovvisti di documenti in buone condizioni di salute, rintracciati sempre dai militari dell'Arma. Sono stati anche questi condotti alla ex Cavarzerani, avviati al triage e poi chiaramente al discorso relativo alla quarantena. Andiamo a parlare con il nostro ospite, già collegato con noi, eccolo qua, Diego Bernardis. Buongiorno consigliere, ben ritrovato. Eccoci qua, ben ritrovato anche a lei. Oggi parleremo di Collio, Burda e tutto quello che ne concerne a livello turistico. Bene, buongiorno naturalmente di nuovo a tutti.
Per quanto riguarda il Coglio e tutto l'aspetto turistico, è sicuramente un tema al sottoscritto molto caro, avendo Certo, fatto l'amministratore per oltre 20 anni in quel chiaro. del Comune di Legna del Coglio. Senta, consigliere, prima di parlare però del discorso relativo all'argomento che tratteremo con lei oggi, volevo fare con lei il punto della situazione in merito ai contagi. So che anche il suo comune di competenza, cioè Dolegna del Coglio, rientra in quella fascia dove purtroppo ci sono riscontri sempre più alti di positività, no? Sì, purtroppo è un dato che è comparso anche sulla stampa locale proprio quest'oggi, che riporta che il contagio ogni 1000 abitanti per quanto riguarda il comune di Dolegna del Coglio è il più alto, perché si attesta a 49 contagi ogni 1000 abitanti. Nella realtà dei fatti effettivamente contagiati sono circa una ventina, sono 19, e in isolamento in questo momento sono circa una decina di persone. Naturalmente gli indici, diciamo, si alzano notevolmente nel comune di Dolegna del Coglio, perché il comune di Dolegna del Coglio dal punto di vista demografico è il più piccolo della ex provincia di Gorizia e consta circa di 320 abitanti residenti, e quindi è chiaro che le proporzioni si dilatano rispetto ai numeri dei residenti. Questo non, Certo. questo non toglie naturalmente che bisogna, come dire, fare parecchia attenzione, rispettare le regole e naturalmente le precauzioni e tutte le misure, diciamo, di contenimento, di restrizione, di salvaguardia devono essere a tutti i livelli naturalmente mantenute e implementate. Chiaro. Senta, già prima di Natale il suo comune, insieme ad altri comuni del Friuli Venezia Giulia, erano entrati in quella famosa mini zona rossa dove praticamente ci furono i tamponi a tappeto per quanto riguarda la popolazione, no? Sì, anche allora, ripeto, i numeri sembravano dare delle proiezioni, diciamo, nefaste o comunque molto, molto preoccupanti, ma alla prova dei fatti poi si fece tutto quel necessario, quindi si fece una sorta di drive-in presso una struttura proprio nella frazione capoluogo, a ridosso della frazione capoluogo, grazie naturalmente al lavoro dell'amministrazione, della protezione civile locale, regionale e di tutti naturalmente gli operatori sanitari, e quel tipo di prevenzione, di controllo, di monitoraggio diede naturalmente riscontro per un paio di casi positivi, ma per fortuna, come dire, andò a ridurre o ridimensionare quello che era la proiezione e la preoccupazione, insomma, di un contagio di massa. Certo. Senta, adesso passiamo all'argomento per cui è stato convocato, chiaramente per modo di dire, no, in questi casi. Senta, allora, Collio, Quei, Burda, negli ultimi giorni è entrato nel centro della cronaca per alcuni passaggi di proprietà da territoriale a esterna, in un certo senso, no? Qualcuno ha lanciato il sasso dicendo, ma sembra di rivedere un film già visto, dove si sta un po', diciamo così, perdendo la tradizione locale e i foresti stanno arrivando sul posto a pappare il più possibile. Qualcuno invece dice no, è una grande opportunità, perché il fatto che un investitore straniero arrivi da noi per acquistare delle importanti aziende che hanno alle spalle una storia non da poco, come si dice in questi casi, vuol dire che c'è interesse a sviluppare il territorio e far conoscere anche il brand e il marchio del Collio a livello non solo locale, ma esportarlo ancora di più a livello mondiale. Anch'io sono diciamo, della seconda schiera da lei citata, nel senso che anch'io intravedo questa situazione come un'opportunità,
perché in realtà intanto l'investitore non è straniero, ma è un grande marchio italiano, che è Antinori, che raggruppa in realtà diverse aziende in tutta la penisola, in tutto il territorio italiano, diverse aziende che via via nel tempo ha acquisito e che fanno appunto del marchio il marchio più forse conosciuto e Certo. più commercializzato a livello internazionale. Però lei mi può correggere dicendo che tutti quelli che arrivano di là degli Udrio sono considerati in una certa sorta stranieri, no? Per Sì, ricordare i vecchi ricordi di un passato che non tornerà più. Esatto, è vero, a livello locale si dice così. Comunque riprendendo il filo, anch'io dicevo, la vedo come un'opportunità perché non voglio entrare nel merito di quella che è stata la decisione naturalmente della proprietà, in questo caso della famiglia Jerman, che naturalmente avrà avuto le sue motivazioni, come ho avuto modo di dire anche in un'intervista alla carta stampata. Io la vedo come un'opportunità, immagino sicuramente che la scelta è stata molto ponderata dalla famiglia e è stato ribadito dallo stesso Silvio Jerman che c'è stato un accordo in realtà con chi ha acquisito, perché l'identità dell'azienda e naturalmente tutto quel processo di valorizzazione e di eccellenza che ha fatto conoscere il Coglio e ha fatto conoscere in questo caso dapprima Faradisonzo, visto che la sede storica era Faradisonzo, poi Dolegno del Coglio in tempi più recenti per quanto riguarda l'azienda Jerman e i prodotti vitivinicoli dell'azienda Jerman, questo tipo di percorso proseguirà. Tanto più che mi piace ricordare che con la famiglia Jerman c'è sempre stato anche da amministratore di quel comune un rapporto molto diretto. Non posso che parlare bene di Silvio Jerman e di tutti i suoi collaboratori, di tutta la sua famiglia, perché tanto ha dato al territorio e sono sicuro che continuerà a farlo pur detenendo una quota in questo caso minoritaria, perché lui comunque ha mantenuto una quota all'interno dell'azienda e sapendo che ha ancora tante progettualità e tanti interessi sia per il mondo del vino sia naturalmente per il territorio. Ricordo anche un'altra cosa. Lui si è sempre speso per la comunità, come tante altre aziende vitivinicole naturalmente che sono insite nel territorio e tutte le aziende che fanno parte del cosiddetto Coglio. Si è tanto speso perché ricordo che per esempio il progetto che il sottoscritto ha lanciato di valorizzazione e promozione territoriale quale riconoscimento a patrimonio è stato per la prima volta, come dire, ufficializzato con protocollo d'intesa proprio nella cantina Jerman ed era l'aprile del 2015. Quindi c'è un forte legame con la famiglia Jerman, con la loro azienda, e sono convinto che la scelta che è stata fatta è una scelta molto oculata e molto ponderata. Senta, qualcuno aveva fatto anche i paragoni, perché chiaramente bisogna sempre fare 1+1, non tutti magari conoscono il territorio, il sottoscritto conosce un po' meglio il territorio perché da oltre 45 anni ci vive da queste parti e insomma ne ha viste di cotte e di crude sicuramente come lei, no, signor Sindaco? Il dubbio che emerge dopo questa cessione è che si stia rivedendo in un certo senso anche un film purtroppo che si è materializzato di qua degli Udrio, quando nel vicino triangolo della Sedia le aziende che erano, come si dice, cresciute, esplose, piano piano sono finite un po' tutte nel dimenticatoio, escluse quelle più importanti che hanno mantenuto il loro marchio, il loro brand a livello internazionale, no? C'è la paura da parte delle persone di rivedere questo, cioè vedere questi arrivi, no? Come ho detto prima, dei foresti, usiamo questo termine, che arrivano lì, fanno man bassa di tutto quello che possono e tra qualche anno vediamo cattedrali nel deserto. Lei ha spiegato che invece c'è un progetto alle spalle, un progetto molto importante, quello proprio di rilanciare il territorio e soprattutto mantenere viva una tradizione, nel senso arriva sì l'italiano o lo straniero a investire sul Coglio per quanto riguarda i vini e non solo, ma senza perderne il pedigree in un certo senso. Esatto. Infatti
ripeto, questo tipo di acquisizione sottintende, visto che, torno a ripetere, si tratta di un marchio molto, molto conosciuto italiano, seppur foresto, come dicevamo, sottintende a, secondo me, una sorta di lungimiranza anche dal punto di vista, diciamo, commerciale, perché io sono convinto che la stesso marchio Antinori, nella trattativa che ha fatto con l'azienda Yerman, sappia, o sia stato spiegato dallo stesso Yerman, che il territorio sta portando avanti determinate progettualità e un domani potrà, dal punto di vista anche, diciamo, economico-produttivo, avere una valenza ancora maggiore proprio con il riconoscimento magari a patrimonio mondiale, ma anche per esempio in un periodo diciamo, più breve, perché per esempio lo stesso riconoscimento di Gorizia a Nova Gorizia a capitale della cultura, da qui al 2025 sta attraendo non solo turisti, non solo appassionati, non solo naturalmente curiosi, ma anche naturalmente focalizza sul territorio del Coglio e di Gorizia, focalizza naturalmente l'attenzione anche di investitori che vedono in un prossimo futuro una zona dal punto di vista turistico, promozionale e di eccellenze soprattutto, non solo nel mondo del vino, che può solo che crescere, può solo che migliorare. Senta, un'altra opportunità, mi ha anticipato la domanda, chiaramente con Gorizia e Nova Gorizia, capitale europea della cultura 2025, ma un'altra opportunità arriva attraverso lo sport, no? Perché quest'anno ci sarà una tappa del Giro d'Italia concentrata proprio da queste parti, no? Con partenza chiaramente da Grado, ma diciamo il clou sarà proprio attraverso il Preval e la zona insomma del Cueio, del Collio, del Burda, no? Come dobbiamo dare i vari linguaggi, le varie diciture in base alla lingua del territorio, no? Ecco, un'ulteriore opportunità per far conoscere al mondo che esiste una zona dove si può fare turismo a livello collinare a chilometro zero e dove anche gli amanti delle biciclette, perché qualcuno pensa che non ci sia turismo con la bicicletta, il turismo con la bicicletta c'è, lo ha dimostrato lo Zoncolan, tanto per fare un esempio, e far conoscere questo territorio con la scusa di poter dire noi abbiamo un piccolo Fiandre piuttosto che una Freccia Vallone, tanto per essere chiari, dove queste piccole collinette, no? Queste piccole collinette però hanno fatto la storia del ciclismo con le varie classiche, un domani con una tappa del Giro d'Italia concentrata da queste parti è un volano in più non solo per portare turisti, ma con la scusa, se ci sono anche grossi investitori, lei mi insegna che se l'appetito viene mangiando, dimostrano le strade bianche, tanto per fare un esempio nella campagna senese, se l'appetito viene mangiando, un domani potremo vedere magari qualcosa di più concreto dove il Coglio ha un'ulteriore visibilità a livello internazionale. Certamente questa è un'opportunità veramente importante e naturalmente faccio il mio plauso a chi è riuscito ad organizzarla, naturalmente in primis il patron Cainero, ma anche tutti gli amministratori, il sindaco di Gorizia, ma anche il sindaco di Cormons e gli amministratori del Coglio che sono riusciti a convincere gli organizzatori del Giro d'Italia a ospitare una tappa su questo territorio. È una guardi, se dobbiamo dire che quando Cainero si muove basta la parola, una volta era uno slogan per un'altra cosa, però questo è esattamente il contrario, nel senso che quando Cainero si muove vuol dire che c'è veramente concretezza e c'è qualcosa di importante da portare avanti. Certamente lo ha dimostrato in tutti questi anni e naturalmente veramente un sentito ringraziamento per questo risultato. Dicevo, è una vetrina incredibile perché porterà naturalmente a collegarsi più di 100, se non vado errato, paesi a livello mondiale, le televisioni e naturalmente tutti potranno godere e fruire di uno spettacolo incredibile che è lo spettacolo del Coglio, delle colline del nostro territorio, con i saliscendi, con naturalmente l'alternarsi di vigneti, di vegetazione, di chiesette sui piccoli borghi, di piccoli paesi e quant'altro,
che naturalmente potrà essere un biglietto da visita incredibile, naturalmente anche per tutti quelli che potranno essere gli interessi Certo. degli investitori futuri. E da questo punto di vista mi permetto di dire che questo non può essere che un punto di partenza. Dovremmo essere bravi a trovare anche altre occasioni per valorizzare ancora di più questo territorio che è un unicum, come detto, perché? Perché non perché altri non abbiano paesaggisti, dal punto di vista paesaggistico, colline e quant'altro dal punto di vista naturalistico, ma è un unicum perché si trova a cavallo di un confine transfrontaliero che nel corso dei secoli della storia e con tutte le vicissitudini che ci sono state in questo lembo di terra, ne hanno praticamente mantenuto l'integrità, ne hanno mantenuto la vocazione, l'identità territoriale e quindi sicuramente è un territorio che va ancora di più promosso in questo senso. Certo, e poi soprattutto quello che ha detto lei, per molti secoli da queste parti, indifferentemente da dove oggi corre quella famosa linea di confine, si è sempre parlato le due lingue, cioè lo sloveno e il friulano, poi successivamente il veneto e infine l'italiano, no? E anche il tedesco, perché come lei ha Certo, e anche il ricordato tedesco, prima, giustamente perché era sotto l'Austria. il confine dello Iudrio faceva appunto da confine tra la Repubblica dell'Austria-Ungheria e il Regno Austro-Ungarico e lo Stato italiano. Impero, si ricorda impero austro-ungarico. Perché si L'impero, ricordi che c'è il detto sul Liudo, si ricordi bene che quando si arriva sul vecchio Cippo, no? In particolare a Visinale, e di fronte si guarda la villa di San Rocco a Brazzano, qualcuno potrebbe dire: noi abbiamo avuto il Friuli imperiale, no? Perché avevamo l'imperatore. E di là, cioè noi, in questo caso io, eravamo regnicoli perché avevamo il re, no? Tanto per essere... Sono vecchie battute che girano come sempre, riportate dai nonni, no? Infatti. Ecco, quello che conta però, come ha detto lei, è che la vetrina e le opportunità di sviluppo di questa area sono ancora tutte da scoprire, no? Ecco, una cosa importante, ma questo sarà un processo, diciamo, un work in progress, è che il Collio fino ad oggi, e di questo dobbiamo ringraziare tutte le aziende, soprattutto vitivinicole, è stato conosciuto proprio per l'eccellenza del prodotto, del vino, del prodotto di eccellenza, appunto. Però il Collio in realtà è e dovrebbe essere un brand, nel senso che raggruppa un intero territorio in cui non c'è solo il vino, ma ci sono tutta un'altra serie di caratteristiche, di peculiarità che devono essere fatte conoscere, che devono essere valorizzate e che costituiscono appunto un unicum, come dicevo prima. In questi casi questa è una cosa importante per mantenere viva la tradizione e soprattutto, come ha detto lei, unicum perché da secoli, l'abbiamo ribadito da queste parti, non si è persa la tradizione storico-culturale e in Campania, lei mi insegna, se la radice non viene bagnata quel che serve, una volta che parte, come si dice, ciao mare, no? Tanto per essere chiari. Esatto, ma noi siamo degli abili, come si dice, imprenditori agricoli o alla vecchia maniera contadini e quindi abbiamo imparato con l'esperienza che dobbiamo innaffiare poco alla volta, ma sappiamo che alla fine il risultato sarà un ottimo risultato. Bene, io ringrazio Diego Bernardis, consigliere regionale della Lega in Friuli Venezia Giulia, già sindaco di Dolegna del Coglio, per questo intervento. So che la devo lasciare perché anche lei tra poco ha degli impegni istituzionali. Ringrazio anche i nostri amici alla visione e all'ascolto e vi diamo appuntamento per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net alle 13:30 circa. Avremo un collegamento con la capitale dove in questi minuti è in corso una manifestazione per quanto riguarda lo sciopero delle partite IVA italiane con una folta rappresentanza arrivata dal Friuli Venezia Giulia. Sentiremo proprio i nostri corregionali a caldo al termine della manifestazione un po' per capire com'è andata e quali sono le novità da lì nel futuro immediato. Grazie a tutti voi, buona giornata, buona giornata anche a lei Diego. Grazie a lei, buona giornata e a tutti gli amici di Friuli TV. Mandi.
Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.